problematiche del settore fitosanitario. Questo settore è di fondamentale importanza perché chi è un po' più datato come me si ricorda quanti riferimenti noi avevamo nella vecchia gloria degli osservatori per malattie delle piante di Verona. E quindi come tale a volte un po', come dire, un po' sottovalutato, non preso nella dovuta considerazione, diventa un attimino anche poco considerato nelle funzioni di tutti i giorni, perché sì, è vero, fanno i certificati, si muovono in giro per la provincia o per la regione, però magari, detta così, fuori dai denti, girano mezza giornata per un piccolo certificato, magari una piccola spedizione. A noi, come periti agrari, considerato il momento, abbiamo invece un particolare bisogno, un'esigenza fondamentale che è quella di trovare la giusta dimensione per poter lavorare, per poter difenderci dalle culture e dai parassiti. E quindi questa sera, in stretta collaborazione con gli agronomi, cui adesso passo la parola per un saluto, con Giovanni Sartori, presidente, noi vogliamo portare un messaggio proprio che sia anche di aiuto, conforto, ma anche di riferimento per le problematiche, perché è vero, ci stanno proprio qualche giorno fa con Pasqualino Simeoni, perché è stato un po' anche lui il fautore di questo incontro, come vicepresidente del collegio, e quindi ci siamo anche poi rivolti, in quel caso lì era una riunione con il professor Barcaccio dell'Università di Padova, e si parlava delle TEA, queste tecnologie di nuova generazione che arrivano, che non è un UGM e quindi sarà di grande aiuto. Si è detto 2-3 anni, però detta tra me e me, ma non lo dico pubblicamente, dovevamo averle già pronte dal momento che stiamo ritirando continuamente prodotti antiparassitari. Probabilmente, ma anche questo non lo si può dire pubblicamente, dal momento che le multinazionali si sono comprate tutte le ditte sementiere, dovranno decidere i brevetti chi li deve prendere. Però, siccome qui abbiamo questa sera anche con noi il senatore Bartolomeo Amidei, che è un tecnico che vive la problematica, io spero che non disattendiamo questi 2-3 anni, perché sennò resteremo veramente, come si dice da un altro, in braga de tea, cioè non avevamo niente per difendersi o poco, molto poco. I parassiti che stanno arrivando, e quindi poi mi fermo, sono sempre più problematiche, probabilmente anche per certi aspetti il clima, che è sempre più caldo, torrido in certi periodi, anche l'attacco di insetti non risulta di poco conto, e tutto questo diventa sempre più problematico per garantire la produzione. Comunque questo è l'argomento che lascio ai tecnici, perché effettivamente vorrei sperare che un po' più di conforto, siamo entrati un attimino sconsolati, però quando usciamo chissà che ci sia qualche soluzione in più dettata magari dall'esperienza delle situazioni. Comunque li ascoltiamo ben volentieri e sono sicuro che sicuramente uscirà qualcosa da loro. Passo la parola al collega, presidente degli agronomi. Grazie, buonasera a tutti, sono Sartori, presidente. Ringrazio di questo invito e vi faccio tutti i complimenti per la scelta di questo argomento, perché è una tematica di notevole interesse. Devo confessare che non mi trovo allineato perfettamente sul titolo di questa sera, cioè Nuove emergenze fitosanitarie. Il titolo è molto breve, coglie l'attimo, però secondo me non siamo più di fronte a un'emergenza, perché l'emergenza è la risposta ad un fatto episodico. Qui, come diceva il collega Massimo, ormai è una cosa sistematica, probabilmente è il risultato di un cambiamento climatico ormai irreversibile, deriva dalla massificazione degli scambi, dei trasporti, e quindi è una situazione a cui dobbiamo in qualche maniera far fronte, e probabilmente non è tanto l'emergenza del parassita del momento, bensì la reale emergenza sarebbe se di fronte a queste situazioni qui noi fossimo completamente impreparati, per cui ben vengano le serate come queste che ci permettono di capire e di approfondire questi aspetti, per cui vi ringrazio per questa organizzazione. Bene, non mi resta altro che passare la parola subito per entrare nell'argomento della serata.
mi pare corretto entrare nell'argomento. Speriamo di darvi una risposta, non sono poi così sicura. Sì, Antonio intanto si prepara. Sì. Allora, dopo, Antonio lo conoscete, qui c'è l'altra collega più giovane che è Alessandra Svizzera. Noi vi ringraziamo di questi incontri perché per noi sono molto importanti. Un po' perché vi facciamo vedere qual è il nostro lavoro, ma vi trasmettiamo anche un po' le nostre preoccupazioni, perché di fatto noi comunque dobbiamo gestire un territorio problematico. Diceva giustamente, siamo in emergenza, penso che Rovigo l'ha provato sulla propria pelle, la cimice asiatica è stato l'inizio di un calvario, diciamo, fitosanitario, che si è sommato anche a cosa? Una riduzione dei prodotti fitosanitari, quindi diciamo è una cosa che va avanti già da parecchi anni. Adesso vedrete con la presentazione sia di Antonio che parlerà, scusa Antonio ti giro le spalle, che parlerà di prodotti fitosanitari, poi con Alessandra vedremo anche i nuovi problemi fitosanitari. Noi monitoriamo il territorio, noi cerchiamo di trovare soluzioni e ovviamente applichiamo quello che i regolamenti ci chiedono, quindi quando è possibile dobbiamo applicare misure di eradicazione che non sempre sono conosciute, diciamo, dalle persone. A volte creiamo anche noi nell'applicazione delle misure di eradicazione qualche problema, ne siamo esattamente consapevoli. Però per noi questi incontri servono anche per spiegarvi perché a volte operiamo in certi modi. Penso ai decreti di lotta della flavescenza dorata che hanno avuto un impatto regionale molto importante. La cosa che mi sento, come dire, di distinguere è che ci sono diversi tipi di organismi nocivi. Noi abbiamo parlato di cimice asiatica all'inizio del periodo, ma la cimice asiatica è un insetto alieno, ma non è un organismo nocivo da quarantena. Quello che a noi preoccupa come servizio fitosanitario, e mi lego un po' al discorso delle importazioni, ma anche dei turisti, sapete, i turisti con le loro valigie portano di tutto e di più, è il controllo degli organismi nocivi da quarantena, che ci impongono come servizio fitosanitario un controllo pesantissimo per cercare, ove è possibile, di eradicare e dove non è possibile cercare di dare a voi, agli imprenditori agricoli prevalentemente per il tramite dei tecnici o delle cooperative o comunque di tutti gli intermediari che ci sono in mezzo, dei mezzi per contrastare, ma non è così semplice. Quest'anno abbiamo dovuto, primo anno nella storia del servizio fitosanitario, abbiamo dovuto, Antonio dillo tu, abbiamo dovuto comunicare la presenza di ben 2, e adesso è arrivato il terzo, organismo nocivo da quarantena, prioritario per la comunità europea. Non era mai capitato, tranne forse 10 anni fa, perché il tarlo asiatico, giusto? Confermami, quella volta eravamo riusciti ad eradicarlo, e anche la diabrotica. Adesso per noi è molto più difficile, perché? Perché è cambiato il clima, si adeguano, si abituano, trovano nuove fonti di approvvigionamento, quindi non è più come una volta. Le difficoltà sono tante per l'agricoltura, perché poi manca anche il prodotto fitosanitario per poter combattere questi organismi, prevalentemente insetti, stiamo parlando prevalentemente di insetti. Allora io adesso non voglio rubare spazio, poi alle presentazioni, adesso Antonio vi farà una carrellata di quelle che sono le problematiche e anche soprattutto focalizzate sui prodotti fitosanitari, e poi Alessandra, spero che non vi allarmi, vi parlerà delle nuove introduzioni di questi nuovi insetti. Penso che insomma gli ultimi li avete visti anche sui giornali, penso alla popiglia japonica che comunque qualche danno importante all'attività vivaistica la sta dando. Adesso in particolare ovviamente noi abbiamo in casa Antonio, ma abbiamo apprezzato anche le nuove leve, i ragazzi giovani eccetera che arrivano, per cui sicuramente la faccenda si fa sempre più complicata, ma ne siamo coscienti perché l'argomento è di particolarmente tecnico, ma non abbiamo più veramente la possibilità di difenderci nella maniera adeguata. Allora personalmente quando sono arrivato nella prima attività, parliamo qualche mese fa, primi anni 80, noi avevamo, perché la natura tende sempre a rifarsi, è chiaro, però i tempi della natura non coincidono con i tempi dell'uomo o con le produzioni, quindi sono diversificazioni che portano dei malanni. Avevamo 8 resistenze sulle bremmie delle lattughe, adesso ne abbiamo 40 e poi crescono ogni anno. Quindi praticamente cosa succede? Mentre l'uomo ricerca
e qui ecco grazie dell'impiego dei servizi fitosanitari, eccetera, perché questo signore, voi non lo sapete, ma noi, lo dicevo prima, assieme al direttore del mercato che è in fondo alla sala e a Franco Tosini che si scusa ma doveva essere qui anche lui, il giorno dopo che avevamo avuto l'IGP delle insalate di Lusia, unica in Europa, ripeto, unica in Europa, eravamo quelli messi peggio dal punto di vista tuttora unica in Europa, eravamo quelli messi peggio dal punto di vista della fusariosi. Poi per una serie di fortunate coincidenze, ma grazie al lavoro del servizio fitosanitario e anche di Veneto Agricoltura, in questo caso si è riusciti a trovare la quadra, che è ancora in movimento. Quindi vuol dire che non si è mai definita una situazione. In questo caso, ma qui dopo mi assumo responsabilità di quello che dico, quando a un certo punto i tecnici sono presenti sul posto, io mi sono trovato, adesso sono ovviamente in riduzione netta, mi sono trovato a dover combattere delle situazioni con armi che non erano adeguate. Quando hai una virulenza elevata devi avere anche un prodotto adeguato per combattere, ne fai una volta sola invece di continuare a trattare 3-4 volte con dei palliativi che non risolvono il problema. Per me vuol dire un'assunzione di responsabilità del tecnico che rispetto a qualche altro il tecnico potrebbe e dovrebbe essere presente con una ricetta, come quando noi andiamo dal medico. Se tu devi prendere un medicinale di poco conto, vai a prenderti te lo dà anche il farmacista, ma se hai bisogno dell'antibiotico devi avere una ricetta. E in quel momento la presenza del tecnico, che se ne assume responsabilità, perché a me è successo che quando a un certo punto te ne vai a scrivere, dammi carta intestata sulla tua situazione. Questo era un grosso gruppo che se ne è uscito, gestiva un'azienda di circa 3.000 e passa ettari, e a un certo punto dovevo scrivere con carta intestata quello che doveva fare. Quindi è un'assunzione di responsabilità, ma io credo che in sala, parlando dei colleghi per quelli che conosco, ognuno di noi può prendersi responsabilità, anzi, tanto più si fa difficile la problematica, vedi che dopo vai in deroga, perché non esci, se no, non esci. Allora, è bello dire, se ne parlava col direttore del mercato, è normale che a Berlino ci possa essere la neve? Penso di sì, se vai a Tunisi è più facile che ci sia il sole, ma se tu vai alla fiera di Berlino e c'è un nuovo aeroporto e torni a casa dopo 2 giorni perché ti cancellano i voli, perché non puoi utilizzare il sale, beh, insomma, signori, la tecnica o viene incontro, e se no non puoi mandarmi a casa un imprenditore perché sta lì 2 giorni perché tu mi hai cancellato il volo perché è nevicato. Io ci andavo dagli anni 90. Zaia era ancora presidente della provincia, ti venivi incontro, ti accoglieva, quindi vuol dire che certe cose non possiamo più permetterci di ascoltare persone che ti vanno contromano. E qui adesso ringrazio Bartolomeo Amidei che si è fermato a ascoltare, anche se era magari un discorso che so che aveva qualche impegno. Però realmente noi abbiamo la necessità di trovare della quadra che sia funzionale, perché sennò il reddito delle aziende non ci sarà. Dopo un altro fatto vi devo dire, avete visto nelle slide, e questo è emerso anche su alcuni incontri che ho fatto con la Nutria, con la problematica Nutria, l'Italia, piaccia o non piaccia, è in un ambiente dove la biodiversità è ai massimi livelli, paragonabile a certi ambienti dell'America Latina. Questo mare, bene o male, che ci circonda va a mitigare, il cambiamento lo sentiamo prima degli altri. Ci sono alcune aree umide della Florida e della California che praticamente ci assomigliano e alcune aree dell'estremo oriente. Però bene o male là non è che ci sia tutta questa riserva nel fare le cose, là si tratta, basta chiudere la faccenda. Il vero problema è che la biodiversità per assumere e contenere ha bisogno di tempi diversi rispetto a quello che sono i tempi della coltivazione nostra. E quindi o interveniamo in maniera ragionevole, perché piace a tutti pensare di vivere in un ambiente che è controllato, che è gestito, e la residualità e le problematiche indubbiamente fanno piacere a tutti perché ci viviamo in questo ambiente. Ma i primi che ci vivono siamo proprio noi, e per questo che dobbiamo anche tutelarci in questo senso. Oggi era un argomento squisitamente tecnico, perché fra 2 giorni ci troviamo al Duca degli Abruzzi a Padova, perché lì c'è un discorso più di carattere politico. Noi come collegi periti agrari del Veneto abbiamo creato la federazione FEPA, e FEPA si presenta, ci sarà il presidente nazionale, ci sarà il presidente di Empaia e non solo, insomma varie persone,
avremo il piacere di avere ancora nuovamente anche il senatore Amidei, che chiude un po' i lavori dal momento che è un discorso di presenza regionale. La federazione, lo diremo meglio sabato, chi ha modo di andremo anche assieme, ci coordineremo un attimo anche per andare anche assieme, ha il compito di un dialogo con gli enti regionali, gli enti vari, il servizio fitosanitario, sono in itinere delle chiusure anche di convenzioni con enti che hanno a cuore le stesse nostre situazioni, quindi terreno, acqua, mi riferisco all'ARPA, ma mi riferisco anche perché la rete di istituti tecnici agrari, nello stesso momento che noi cerchiamo di dialogare tra di noi nei vari enti, hanno chiuso proprio un accordo regionale. Circa 6.000 ragazzi iscritti nelle scuole sono all'interno dello stesso organismo, ne mancano 1 migliaio mi pare, quindi vuol dire che l'85% degli istituti fanno rete tra di loro. Bene, anche con quelli abbiamo delle forme di dialogo importanti, perché comunque anche dagli istituti tecnici e non solo bisogna indirizzare i ragazzi, perché poi dopo qualche azienda si avvicini e in ogni caso che ci sia un dialogo costruttivo a fronte di un aspetto scientifico e che poi ci sia anche una destinazione, un utilizzo, una persona che abbia già dove andare, cosa fare, eccetera. Questa è un po' la scuola che su San Michele all'Adige e Trentino e in Germania in qualche maniera ci stanno insegnando. Quindi indirizzare le persone sì, ok, ma che ci sia anche un dialogo già aperto con dei rapporti più vicini anche con i tecnici operanti, con le aziende nel territorio. E tutto questo nasce nella volontà di unire le forze. Tenete presente che come tecnici siamo circa in 2000 nel Veneto. Ovviamente non tutti esercitano, però sono persone che comunque portano un messaggio, sono di formazione tecnica, hanno un'azienda agricola, eccetera. L'occasione di avere anche qui gli agronomi, ci sono delle buone forme di dialogo con il referente regionale Trevisino, il tuo collega di Treviso, e in ogni caso anche con i veterinari, eccetera. Gli agrotecnici sono sempre un attimino un po' latitanti, ma insomma in fin dei conti noi dobbiamo andare avanti, perché vale sempre la regola che prima ancora che pensare che gli altri ti facciano la tua cosa, noi di nostro cosa possiamo fare per migliorare. E avete capito che se tutto questo non lo manteniamo in mezzo alle difficoltà che abbiamo capito che non sono semplici, insomma, le marginalità si riducono, la gente non si alza più a tenere in piedi un territorio, quindi dobbiamo in qualche maniera essere presenti anche nel nostro ruolo tecnico e funzionale per mantenere che tutto questo possa avvenire nella maniera giusta e che abbia un futuro.